ha perso tutto qui, purtroppo è irrecuperabile. Ecco quello che sta succedendo nelle nostre campagne, non solo l'emergenza sanitaria che ha causato malori e addirittura decessi nei campi, ma anche quella agricola che con questo caldo sta mettendo in ginocchio i numerosi coltivatori, costretti ad usare gli idranti e a consumare molta acqua preziosa. Purtroppo qui ne vediamo l'esempio e questo qua è sicuramente compromesso anche il reddito dell'agricoltore stesso. Abbiamo molti gettoni che tirano acqua, è un problema, la siccità è un vero problema. È un costo enorme perché se cominci a avere delle attrezzature che va via un 20-25 litri all'ora, il costo. Per le associazioni di categoria il mais si sta letteralmente incendiando. Se continua così si stimano perdite anche del 50%. Questo dove l'acqua è difficilmente reperibile. Qui siamo a Fontanelle, nello Pitergino, e purtroppo, a dispetto del nome del luogo, l'acqua scarseggia. Già il nome la direbbe lunga, se non che anche qui, pur avendo tutte le acque risorgive, il problema esiste, ma è veramente grosso. Forse tengono un pochettino, però se insisti, dopo 3-4 ore rimaniamo senza acqua. Momento critico anche per i coltivatori di radicchio pronti per la semina, ma a queste temperature, dicono, i semi fanno fatica a nascere e le foglie poi rischiano di bruciarsi. Molti problemi anche per frutta e verdura che necessitano di abbondanza di acqua sempre più scarsa. Visti gli alti costi da affrontare e il basso rendimento del mais, c'è chi pensa che non valga la pena. Con il reddito che ha in questo momento, che ti può dare il mais perché costa veramente poco, non so neanche se conviene alla fine irrigare il mais in sé.